No, no, no. Beh, e tu hai deciso? Ah, signor Alberto, ma voi siete uno strano tipo. Io credo che la vostra sia una specie di fissazione. Secondo voi se un cristiano rifiuta un posto alla radio non trova altri sbocchi nella vita? Ma non credere che alla RAI siano con le braccia aperte dicendo senite parvulos. È difficile entrare là. Ti ho offerto il posto che ha rifiutato mio figlio. Siccome è ancora libero. Ma non fa per me, io penso ad altro. Ma tu pensi ad altro, vabbè, beh, per esempio. Come si può dire specificatamente qual è il pensiero migliore che più si presta a una realizzazione concreta e immediata tra le 1000 idee che ti vengono in mente durante il giorno? Vedremo come si mettono le cose. Ma quali cose? Le cose noi le spostiamo e noi le rimettiamo a posto. E non credere che le cose spostate si possano rimettere a posto così miracolosamente per conto loro. Signor Alberto, io non credo che le cose spostate dagli altri le debba rimettere a posto proprio io. Ma da chi? Ma mi dici da chi sono state spostate queste benedette cose? E io che ne so? Te lo dico io, da noi, hai capito? E da che mondo è mondo, l'uomo sposta e l'uomo rimette a posto le cose. Tu mi dirai, ma allora l'uomo fa l'arte dei pazzi? Beh, io ti dico, meglio fare l'arte dei pazzi che l'arte di Michelasso, mangiare, bere e andare a spasso. Dimmi una cosa, mia figlia ti piace, è vero? Sì. Le vuoi bene? Sì? La stimi? Sì. Io no. Io non stimo mia figlia. Va bene, questo è il solito discorso. Oh, questo è l'eterno discorso. Tu mi sei simpatico, ma non mi piaci. Perché sei uno scombinato, capisci? I figli miei, invece, mi sono simpatici perché sono figli miei, capito? Ma siccome sono scombinati come te, non mi piacciono. Non vi capisco. No. E allora io mi spiego meglio. Vedi? Tu sposerai mia figlia, pur conoscendo fino in fondo la sua situazione. Ma non mi interessa, lo volete capire, sì o no? Corrado, tu sai con quanta amarezza io te ne parlo. Una figlia che ti costa quello che costa una figlia, la quale da un momento all'altro intraprende una vita per conto suo. Fuoco e fiamme in famiglia e previsione catastrofica da parte mia, perché non era difficile prevedere come sarebbe andata a finire. Incontra il mascalzone. Ma mascalzone poi perché ognuno al suo posto avrebbe fatto lo stesso. Ad ogni modo non se ne vergogna, capisci? No, se ne fa un vanto, come se avesse commesso un eroismo, lo dice a tutti quanti, lo ha detto pure a te. Ma non mi interessa, lo volete capire, sì o no? Quello che ha fatto Rosaria per il passato riguarda solamente lei. Già, tu non salvi nemmeno l'1 per 1000 delle donne. No, vi sbagliate, io le voglio salvare nella piena totalità. Io la donna la metto su di un altro piano. Credete a me, la verginella a 18 carati non esiste più. Ma fatemi il piacere, signor Alberto, noi viviamo ai tempi del cellofan, dei missili, della televisione, del cellofan, dell'atomica. Non possiamo andare in giro a cercare il candore e l'innocenza senza rischiare di fare un bagno di ridicolo. C'è stata un'evoluzione, un riscatto, una messa a punto. E non mi potete credere in malafede. Se non fossi convinto di quello che dico, non avrei scelto Rosaria per moglie. Già. Già. Però, scusa Corrà, tu sai che io ho rinunziato a lottare contro la volontà di mia figlia. Ne parlo così, tanto per parlare. Tu sei manisco, tu non perdi occasione per usare le mani e mi risulta che spesso Rosaria prende schiaffoni da te e quasi sempre per ragioni insignificanti. Ma allora mi dici dove va a finire il riscatto, la messa a punto, la bomba atomica? Ma allora non mi sono stimolati? spiegato. Quelli non sono schiaffi. No. Quelle sono prove di considerazione. Lo schiaffo significa io ti tratto da pari a pari, ti ritengo all'altezza mia. Per esempio, se io invece di Rosaria mi trovassi di fronte una donna molto più robusta di me, mi guarderei bene dal toccarla e in tal caso sarei un vigliacco. Oppure, sempre considerando l'evoluzione, affronterei il tipo e probabilmente gli schiaffi li prenderei io. C'è il pro e il contro. Nell'evoluzione e nel riscatto ci sono pure gli schiaffi. Ad ogni modo tu sposerai mia figlia. Non appena avrò la minima sicurezza finanziaria. Perché la stimi? Ma questo è un altro discorso. No, questo è il discorso, è proprio il punto nevralgico, rispondi. La stimi Sì, signore. e la schiaffeggi. Ma che c'entra? E rifiuti il posto che io ti ho proposto alla radio. Sì, signore, lo rifiuto, è più forte di me. E scusatemi, signor Alberto, vi tolgo il disturbo. A Rosaria me la salutate voi. No. E allora non me la salutate.